La provincia di Venezia ha organizzato una rassegna gastronomica dedicata ai prodotti tipici del territorio, in particolare i funghi. Con la collaborazione del consorzio Proloco del Sile al Piave siamo stati ad una delle tappe della rassegna che si è svolta presso l'agriturismo Pradarca di Ceggia. Vediamo il servizio. Per funghi in agriturismo. È questo il titolo della rassegna gastronomica organizzata dalla provincia di Venezia. 4 serate per scoprire le proprietà dei funghi e imparare a riconoscerli con l'aiuto di gruppi di esperti micologi. Come è nata questa iniziativa? Cosa vi ha spinto a organizzarla? Abbiamo aderito a questa iniziativa, ripeto, promossa e patrocinata dall'amministrazione provinciale di Venezia, in quanto siamo le sostenitrici come Proloco e quindi il consorzio sostenitrici di quello che è la tradizione, i prodotti locali, la riscoperta del territorio, e quindi ci sembrava veramente una preziosa opportunità quella di lavorare a questo progetto insieme alla provincia, ma insieme anche ai gruppi micologici che ci hanno fornito un ottimo supporto da un punto di vista culturale. Infatti diciamo che prima di iniziare la cena abbiamo potuto approfittare della loro sapienza, della loro preparazione in merito a quello che è la micologia, attraverso la proiezione abbiamo visto di slide, materiale didattico e quant'altro, che è stato molto apprezzato da tutti i presenti. Nella serata di venerdì 26 ottobre presso l'agriturismo Pradarca di Ceggia si è svolto il secondo appuntamento presieduto dal consorzio Proloco dal Sile al Piave e sono intervenuti i gruppi micologici di San Donà e Mirano per raccontare il fungo in tutti i suoi aspetti. Con attività didattiche coinvolgenti hanno esposto il ruolo dei funghi all'interno dell'ecosistema, individuando le caratteristiche dei diversi esemplari e fornendo utili indicazioni per evitare quelli più dannosi. Abbiamo visto che ci sono più di 1 milione di specie di funghi da moltissimi anni, ma come si riproducono effettivamente questi funghi? Si riproducono tramite delle ife, il micelio. Quello che noi chiamiamo fungo sarebbe il frutto di questo micelio, di questo intreccio di ife che sono nascoste sottoterra e che poi dalla unione di 2 miceli di sesso, chiamiamolo sesso, di polarità opposta, dall'unione di questo uscirà un secondo micelio che si chiama appunto micelio secondario, che sarà quello che produrrà il carpoforo o il fungo volgarmente come lo chiamiamo noi. Dall'analisi delle sue parti anatomiche fino ai consigli più pratici per la raccolta, illustrando le migliori procedure in caso provochino malessere. Piccole indicazioni, ma estremamente utili dal momento che i fatti di cronaca testimoniano una diffusa ignoranza sull'argomento. E fra le altre cose in Veneto è stato abolito il tesserino. Ora il tesserino è uno strumento burocratico, cioè un pezzettino di carta che ti dice sei autorizzato ad andare ai funghi, ma inizialmente il tesserino uno lo poteva avere dopo aver frequentato un corso di almeno 12 ore e noi insegnavamo alle persone a distinguere i funghi buoni dai cattivi e quindi avevamo un contatto con la gente che poi ci veniva a chiedere. Abolito il tesserino vuol dire che basta pagare 10 euro all'anno e uno può andare a funghi dove vuole. E purtroppo poi capitano queste cose, che pensano, perché i prataioli sono cresciuti nel prato di casa mia, saranno amati questi, li mangiano e poi succede quello che succede. Quindi per carità non diamo la responsabilità a nessuno, però insomma ci sono delle scelte sulle quali forse c'è una riflessione da fare. Ad accompagnare una degustazione di funghi al termine dell'attività, una scelta di vini che hanno fatto riscoprire il valore di una pietanza che è uno dei fiori all'occhiello della nostra regione. Io direi che la cultura del vino nella nostra zona è sempre stata importante. Il vino faceva parte delle nostre famiglie, adesso forse un poco meno, ma è diventato molto importante in tutta Italia e all'estero. Quindi direi che è una fonte di reddito per le nostre aziende, soprattutto quando comunichiamo prodotti del nostro territorio, come abbiamo fatto questa sera, poi col Pinot Grigio, il secondo vino, e poi con i rabosi che vanno a finire la cena di questa sera. Quanto è importante promuovere le nostre tipicità all'interno del territorio e anche fuori, soprattutto in questo momento? Ma io credo sia estremamente positivo, anzi dovrebbero essere molte di più di queste iniziative, perché purtroppo nella nostra società c'è molta gente che non sa, non conosce, e questi momenti dovrebbero proprio servire per stimolare, per far conoscere maggiormente la tipicità dei prodotti nostri.
Si può dire che questi eventi mantengono la cultura del territorio, ma ne creano anche? Sì, assolutamente sì, perché poi naturalmente non ci si limita a rievocare il passato, che è insomma importante, ma anche a costruire cose nuove per il futuro. Noi ci troviamo in un'azienda agrituristica importante per questo territorio, che fa delle iniziative molto importanti, l'azienda Pradarca, ma non lo faccio per sponsorizzare, ma per dire che qui in questo luogo, essendo io di questo comune, una volta di fatto c'era una vecchia azienda agricola che è stata sostituita e oggi si propone in maniera innovativa, come dice lei, quindi guarda al futuro, fa un'agricoltura nuova, è moderna, è aperta ai cittadini, è aperta alla gente, e quindi non è semplicemente un'attività imprenditoriale, ma anche un modo diverso di vivere il nostro territorio. Ad impreziosire l'incontro, l'esposizione dei quadri del gruppo Cilium di Ceggia, in una raffinata presentazione dei più suggestivi paesaggi agresti della nostra zona, per unire gli aspetti più pratici della gastronomia alle suggestioni della natura circostante. È un'attività fatta mettendo insieme 3 realtà che rientrano tra le mie deleghe. Io ho la delega dell'agriturismo, perché essendo agricoltura, ho la delega alle Proloco e ho anche la delega ai gruppi micologici. Ho voluto tentare di mettere insieme queste realtà, mi sembra che sia un cocktail positivo per far sì che ci sia una promozione del territorio. C'è questo bisogno di far conoscere questi gruppi e di farli lavorare insieme con quelli che sono del Proloco, che mettono il loro tempo, le loro capacità, a volte anche i loro soldi di tasca, e vanno a supplire qualche volta le carenze delle amministrazioni pubbliche, che in questo momento di difficoltà economica, di tagli che arrivano, sono sempre più in difficoltà a dare risposte, e le Proloco sono queste persone che proprio si mettono insieme per promuovere quelle che sono le bellezze artistiche e culturali del territorio e anche enogastronomiche.